Nacque Michelangelo in Caprese il 6 di marzo del 1475. 30 anni dopo scriveva a Giorgio Vasari: Giorgio, so nulla di buono nell'ingegno, egli è venuto dal nascere nella sottilità del vostro paese d'Arezzo, così come anche tirai dal latte della mia balia gli scarpelli e il mazzuolo con che io fo le figure. Suo padre reggeva le sorti potestarili di 2 ampie vallate, verso il Casentino quella di Chiusi e, divisa dall'Alpe di Catenaia, la Val Tiberina, con in mezzo Caprese. La verna francescana e mistica, posta fra il Falterona e la Catenaia, chiamava con gli stessi rintocchi la gente delle 2 valli. In tutta la zona l'orizzonte è sovrastato da grandi montagne che chiudono in giro gli spazi lontani, per cui l'occhio è costretto a cercare nel cielo la misura dell'infinito, e Caprese è al sommo di una piramide di pietra. Alla pietra del muro di cinta e del portale invita un viale di cipressi. Le tempeste squassano spesso e inutilmente i sassi bianchi e squadrati, ma quando il sole ritorna sembra che il muro abbia una specie di febbre da scaldarne l'antica campana. La natura scoscesa, la mancanza di terra profonda, la violenza dei ghiacci e dei venti che sulla conca tiberina si avventano dalle giogaie del Prato Magno consentono un solo tipo di vegetazione arborea, la quercia, l'unica che resta attanagliata fra i massi e si contorce senza crollare. La casa di Michelangelo è tuttora protetta da queste piante. Sotto la casa profondi burroni che si fermano al torrente, e fra il torrente e la casa si trova il battistero, dove una delle più grandi figure dell'umanità si fece cristiana. Era in piedi, nel 1475, un grande castello che occupava intera la sommità del Cucuzzolo. Inaccessibile, simile per forma e scopo ai tanti castelli del Casentino e della Val Tiberina, fu per secoli la sentinella di tutto il contado. Nell'interno, saloni, posti di guardia, una cappella, 2 cisterne. Oltre il muro di cinta, il maniero era sorretto e rincalzato dai grandi alberi sempre presenti nella pittura michelangiolesca, le querce. Dai portali e dalle feritoie, al di là degli strapiombi, si allineano tuttora i filari ordinati del Quattrocento toscano. Il resto è tutto irto di picchi, di rocce, di colori cupi in ogni stagione. In alto e in basso, il legname, senza tregua, si avviluppa e si annoda, quasi con istinti di sopraffazione e di lotta. Di questa lotta, di questo contorcersi per resistere alla natura, c'è riconoscibile memoria in tutta l'opera di Michelangelo. Scarpello e mazzuolo, attrezzi di forza, sbalzano con violenza poderose anatomie di giganti. Sulle ramate, sempre in ombra, i tortiglioni di edera si sbiancano e, avvinghiandosi al legno, sembrano mani di atleti sull'attrezzo. Quelle mani che solo Michelangelo seppe rappresentare come opera di somma cura della creazione divina. Un
un tema ripetuto con insistenza sul marmo, ove lo studio estetico della materia si sovrappone alla vitalità dell'anima. C'è vita in quella stretta dell'edera, una vita tenace che ad un tratto sembra cedere, animarsi nel marmo ed esprimere o un abbandono di eterna pace o un impeto di minaccia o una serena fiducia nella propria forza. Sempre fra gli aerei tralicci, le folate di vento scostano i rami come per far largo a immagini di scapigliata violenza. E dai liberi spazi avanzano le stupende creature della Sistina. Egualmente dall'alto sembrano scese le inimitabili figure dei profeti e delle sibille, plasmate di quell'aria sottile dei monti, che ricamano i profili sui fondi di nuvole bianche. Le grandi querce montane rimasero sempre vive e presenti nella pittura dell'artista e furono l'unico serto attorno alle figure, fronde di querce e grappoli di ghiande. L'infinito, lo spazio lontano, è possibile vederlo solo nel cielo alto, attraverso i vuoti degli alberi. Da quegli spazi, centinaia di personaggi prendono forma e vita nei pennelli con una continuità di legame celeste. E se il vento era la forza selvaggia, il tormento dei tronchi fu la reazione tenace a quella forza. Talché Adamo ed Eva furono addossati ad uno di quegli alberi nel loro primo peccato, che fu l'inizio della durezza terrena. Un gomito del ramo che si ribella alla distruzione e si raddrizza verso l'alto suggerì forse quel guizzo di potenza che ritroviamo nei poderosi bicipiti di Mosè o di David. E poiché in un ambiente così aspro tutto ciò che sopravvive deve la propria esistenza alla ribellione contro lo scatenarsi degli elementi, il groviglio vegetale si fa caotico e si traduce in un groviglio infernale di dannati. Sempre in alto, le nuvole a volte si squarciano e dietro c'è un azzurro pulito, melodico, celeste. Dai brani di purezza azzurrina viene incontro a Michelangelo la concezione di Jehovah, Dio creatore, ed Eva purissima incontro ad Adamo, al quale viene data la vita dall'incontro delle mani che non si toccano e che pure danno e ricevono. Caprese è in alto, fra gli abbracci legnosi, e il fianco della piramide scende rapidamente verso il ruscello di fondovalle. Acque di scoglio limpide, serene, vergini, dalle quali piace pensare che lo scultore traesse i volti delle Madonne di Bruges, del Putto Divino, della Madonna della Pietà. Come Vasari lo descrive, fu egli stesso una quercia. La fronte era quadrata e le tempie sportavano in fuori più delle orecchie assai. Il corpo era a proporzione della faccia e piuttosto grande, il naso alquanto stiacciato, come si disse nella vita del Torrigiani, che gliene ruppe con un pugno. Gli occhi piuttosto piccoli che di color corneo, macchiati di scintille giallette azzurricine.